L'europarlamentare vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti respinge ogni accusa di corruzione nell'ambito del Qatargate. Le è stata tolta l'immunità, ma rivendica trasparenza e correttezza nel proprio operato, definendo l'inchiesta uno schiaffo alla democrazia e al Parlamento europeo. La definisce una questione politica prima che giudiziaria. È una questione politica perché, diciamo è stato così dichiarato da un esponente di Fratelli d'Italia, cioè, il mio caso non è stato valutato entrando nel merito delle questioni, cioè mi spiego, io di fronte alla commissione giuridica avevo, prodotto, molti documenti con i quali ho smantellato punto per punto le circostanze che mi venivano attribuite dalla procura. Moretti continua a ripetere che i documenti fin qui prodotti agli inquirenti dimostrano il contrario. Con questi documenti non solo ho provato che appunto le circostanze che mi vengono attribuite non corrispondono al vero. Faccio un esempio fra tutti. La procura dice la Moretti si è recata svariate volte in Marocco. Io in Marocco non ho mai messo piede in vita mia e questo è facilmente, diciamo così, provato dal mio passaporto, da cui emerge che io in Marocco non ho mai messo piede. Oppure dicono che io avrei partecipato ai mondiali di calcio in Qatar, alla partita dei mondiali di calcio in Qatar. Anche qui dal mio passaporto si evince chiaramente che io non sono mai stata in Qatar a vedere i mondiali di calcio. La tesi della parlamentare è che i magistrati vogliono entrare nel merito delle questioni politiche. Entra nel merito delle mie idee, delle mie dichiarazioni, dei miei voti. Se avete seguito questa vicenda non vi sarà sfuggito che tra le denunce degli indagati c'è anche il fatto che nel 2021 noi siamo stati, diciamo così, seguiti, pedinati, siamo stati ascoltati, intercettati anche nelle aule parlamentari. Avendo perso l'immunità, Moretti ha paura di essere arrestata? E io dico no, perché confido nel fatto che il Belgio sia un paese europeo dove vige lo Stato di diritto, anche se stanno emergendo in queste settimane, all'interno di un procedimento che diciamo, gli indagati del Qatargate hanno diciamo così, messo in piedi contro la Procura, stanno emergendo degli elementi inquietanti.